tiro in ricezione sul servizio di Margherita Muti, buona la ricezione appunto di Fusco, si va sempre in seconda linea. Per il primo punto di Armati! Sul campo di Altamura e qui al Palamariva contro Padova, punto, ancora incalibrati però senza la vittoria. Provaroni, palla che cade davanti a Visentino, ed è proprio lei al servizio. Il nastro con la linea per Corone, la difesa il tuffo di Righi ha fatto un paio per Fusco, pallonetto in mezzo al campo che quasi cade, torna però il gol da campo di Modena, la tasca di Marinusci, ancora un'altra occasione però deve coprire Ancelotti, la pallata per Fusco, il pallonetto mirato, la copertura ancora la seconda linea, Visentini si allunga e si complica questa azione, Salino anche l'attacco di Salino. Sempre in Visentini, ma che in causa di sezione, che è andato in difficoltà, attacca Fusco, piazzato su Vittorio, Muti, dietro per Corone, di Visentini, ancora Vittorio, è entrata benissimo in partita, entrambi liberi, stanno sfidando in maniera davvero appassionante in questo inizio di gara, cercando di fare per Proveroni, si con il più credi, ancora non nato in attacco, la copertura in Visentini, si va da Corone, ancora la passa finalmente, risolve Fusco. Potente la sua autostima, buona la ricezione di Vittorio, si va da Proveroni in 4, scorsa il muro, arriva Fusco a Pino, pallettato per Visentini, difesa di Vittorio, ancora per Proveroni, pallonetto letto da Lancellotti, ancora Visentini però, ancora Bigiotto Casano, dietro per Corone, Muti questa volta apre per Proveroni, nuovo meno 1, Modena ancora non nato il servizio, sempre su Salinas, buona scotta di sezione, pallonetto alla spinta per Proveroni, centrale le mani, questa è la sua palleggiatrice. Più facile invece questa ricezione sulla palla che tocca il nastro, il tocco per Salinas, contiene il muro, ancora Muti, può di seconda, arriva in tutta però Righi, palla per Fusco, contenuta, secondo linea per Mannati, Fusco Proveroni, allora fuori Salinas, il muro, la copertura, la seconda linea Corone, il Ciaria Visentino sulla piazza, ancora in seconda linea per Mannati, c'è ancora la difesa vincente di Proveroni, sono Muti al servizio. Sempre a attaccare la zona dove questa volta riceve due punti e si difende la protezione Lancellotti che rende allora fuori diciamo dall'altra parte Casale con l'attacco vincente di Corone stato spirito di Proverone che Salinas il pallonetto poi in atto di qualche modo c'è una frigore comunque per Casale dietro da Corone la difesa di Righi Lancellotti alza per Fusco in palco si disturba un po' Muti e ancora un attacco di Corone, ancora la difesa di Fusco, pallata per Visentini. In cui è un punto decisivo sul servizio di Fusco, di Salinas, si va dietro da Corone, un pallonetto a una mano, arriva Mannati e attacca il pallone è abbastanza pesante perché cancella anche il terzo set point e si va ai vantaggi. Ancora Fusco al servizio, out però questo è il servizio di Fusco. Visentino scappa nella prima toccata la palla, finisce tutto senza stile.
fatto dei trattamenti difficili, poi ha fatto un palco. Bruno Busco. Salinas in qualche modo prende anche l'attacco, adesso è chiamata al servizio. Quindi Proveroni in difficoltà per attaccare la palla alta e Number 4. l'ultimo minuto. Buono il titolo di vittoria, si va da salire, si è tenuto dal muro. Il gioco di salire tutto al gambo da tutto. Sbagliato il pallone, quindi punto per Fasano. Subito con una buona ricezione, perché la buona gol blu, contenuto per la parte in prima posizione. Palla di cambio palla qui al padrone di casa per Marconiera. Il morte positivo, sta guardando la doppia, allora il fribolo c'è per Fasano, che può approfittare. Ora si Proveroni che dice buona ricezione, ancora una parata alta di Luigi, un po' di sul muro, questa volta si è una presa di Proveroni che poi attacca anche, in qualche modo ci arriva Luigi, attacca, non riesce, allora Fribol, Fasano, primo tempo, ancora la difesa, tutti e tutti, non nasce. Sidoni. Vai là, puoi anche passare. Il muro che si apre gira il loro avversari, Corone. Saranno colpi veramente importanti da prima linea. Di questa volta riceve bene. Fast per Marinescu, difesa di vittoria. Che va al servizio per cercare buona la ricezione. E sono 20 punti. La ricezione di Dodi dietro da Salinas. Sidoni. Dietro da Donati, la difesa di vittoria. Lì si alza il 4 per Proveroni, sotto del muro. Non basta. Del precedente, però ancora gli errori, la discriminante di non è 9, quelli che Modena 6 in attacco tra in battuta con il 4 per la giocatrici ancora non nati, non hanno fatto delle padrone di casa, fanno la mozione, 9 punti efficienti, sono con la luce, Ripartiamo da qui. Ripartiamo da qui. Bene, restituito per ripartire. Il pallonetto dal centro di Fasano, ben letto da Modena, si va a Donati, la difesa di Uniti, sta in bagno Stone, profondo parata, non si vede più che poi viene anche, il muro ma arriva lì.
lui si apre dietro proprio con la sua forza, palla molto spinta, seconda linea, Corona. Profondo a cercare secondo linea di Corona, via prima Fusco, ancora Armennati, Cittadina, si tiene bene nel frangente. Va da Proveroni, in qualche modo ancora si allunga l'azione, la palla alta, attaccata da Armennati, poi lui si apre dietro per Corona, Tribol per Casale. Primo tempo di Francescini, con l'occasione originale. Proprio Visentino alla salita su Provarone, poi deve anche attaccare, legge bene la direzione del colpo, lì da Donnati, contenuta, la linea di Salina, si difende ancora di lui, la parte 4 per sempre Visentino il secondo, fare un Bayer, De Rosa, il palleggio Salinas, Salina per Corona, 19 3. Ancora il palleggio di Salinas che Muccio, il palleggio di Fusco deve poi attaccare palla alta, campo, la battuta di Fusco, bene gestita da Vittorio, poi Luigi sul palleggiamento di Salina, sempre Fusco. Sul nastro riceve l'aiuto appunto dello stesso Salina, che poi Corona da questo quadro. Del faremo proprio deve correre inutile, poi dopo in qualche modo ha giocato in modo da Tribol quasi per Casale, difesa Corona, Visentino attacca ancora un pallone dietro da Corona, la difesa della Ancelotti, l'alta per Nonnati che la tiene in campo, la palletta letta bene da Saggi, c'era Nonnati, deve aspettare il muro, copertura di Saggi, alta Fusco per Visentino, ancora il muro di Casale, ancora la copertura di Nonnati, sempre Visentino, sempre si pensano in difficoltà, l'alta per Provaroni, ancora la difesa di Saggi, Piacentino, giusto. Si porta di tutti il muro di Casale perché la palla vicino alla rete, De Rosa la manda nell'altra metà. Parole di difesa da Rigi, ancora una palla complicata per Visentino da attaccare. Allora tocca Provaroni dall'altra parte, contenuta ancora Provaroni. Pallonetto, la copertura di Ancelotti, fa un Fusco per Nonnati.